Non ci stanno le donne del Partito Democratico dopo la bocciatura dei 3 emendamenti sull'introduzione delle quote rosa nell'Italicum, una battaglia non solo di democrazia per le donne democratiche, ma anche di responsabilità. La Camera dunque ha bocciato a scrutinio segreto gli emendamenti alla legge elettorale che prevedevano l'alternanza di genere nei listini bloccati insieme alla parità dei posti in lista. Una vittoria per gli uomini e per le donne di Forza Italia, contraria alle quote rosa per legge, ma le donne democratiche annunciano battaglia. Noi adesso confidiamo che il percorso non è finito. La legge passerà al Senato e noi contiamo che in quel luogo ci sia, essendoci anche il voto, non più il voto segreto ma il voto palese, il coraggio di approvare una legge di civiltà, di mettere all'interno di questa legge elettorale dei provvedimenti di civiltà e di democrazia. Quindi noi contiamo su questo e la nostra attenzione rimarrà vigile affinché questo avvenga. Ma cosa intendono fare dunque le donne del Partito Democratico? Sono in programma iniziative e la produzione di un documento per non mollare la battaglia, ma il Partito Democratico, dopo quella che può chiamarsi una disfatta, rischia di spaccarsi e per Renzi non si profilano tempi sereni. Io credo che questa sia veramente una battaglia di democrazia e la presenza delle donne serva non solo alle donne, ma serve a tutto il Paese, uomini compresi.